Esondazioni dal fiume Sile, anche la zona meridionale della Marca, a sud di Treviso, ha avuto allagamenti e danni seppur contenuti. Nella conca di Sant'Elena, frazione di Silea, una piccola imbarcazione attraccata al molo è affondata dopo essersi riempita d'acqua a causa dell'innalzamento straordinario del livello del fiume. È stata recuperata nelle prime ore di questa mattina dai vigili del fuoco. A Casale sul Sile e l'Argine, nella zona retrostante la chiesa cittadina, è stato sommerso. Il fiume ha coperto d'acqua gli attracchi e il piccolo molo. Allagamenti contenuti anche nei cortili delle abitazioni limitrofe all'Argine. Infine sono finiti sott'acqua i campi coltivati tra Casale e Canton. Allagamenti anche negli appezzamenti coltivati e nei cortili lungo la Restere nelle aree limitrofe al fiume in località Lugignano. Non è stata risparmiata nemmeno la conca di Casier, che è finita sott'acqua. Il Sile è cresciuto di un paio di metri, sommergendo i pontili e il camminamento a bordo fiume che permettono l'accesso alle imbarcazioni. La situazione è ora sotto controllo e l'acqua sta lentamente defluendo. Il meteo è in via di miglioramento e nonostante le piogge non siano cessate del tutto, si escludono ulteriori esondazioni e danni.